mettiamo in strada nessuno. Questo è un compito dello Stato e non delle parrocchie. Si assumeranno loro la responsabilità. Così al citofono della canonica Don Domenico Pilotto, parroco di Villarazzo di Castelfranco, dopo che un gruppo di genitori ha scritto una lettera a procura, prefettura e ufficio scolastico provinciale per denunciare il fatto che all'asilo Fra Giuseppe sono stati accolti anche bambini non vaccinati. Don Domenico non vuole parlare davanti alla telecamera, ma il citofono spiega. Noi siamo in regola con la legge. Sì. Abbiamo ottemperato a quanto la legge ci chiede. Abbiamo raccolto tutta la documentazione e fatto il nostro dovere. Adesso tocca alla US valutarla. Il compito delle parrocchie, conclude, non è quello di escludere o penalizzare questo o quel bambino. Noi non possiamo rifiutare bambini e famiglie quando la legge non ci ha chiesto questo. Ci ha chiesto solo la documentazione. Abbiamo richiesto ai genitori e noi, come tutte le parrocchie, accogliamo i bambini che hanno bisogno e le loro famiglie. Don Pilotto incassa l'appoggio, pur prudente, del sindaco Stefano Marcon. Approfondiremo, io presumo che se qualcuno non vaccinato sia entrato, vi sia stato dato accesso alla scuola, abbia seguito il percorso indicato dalla legge che consente di potervi accedere certificando di voler vaccinare i propri figli entro il 30 di marzo. Un caso salito alle cronache come gli approfondimenti che l'Ordine dei Medici ha deciso di effettuare sul conto del pediatra antivaccini di Asolo Goffredo Chiavelli, 75 anni, una decisione appoggiata anche dal direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Da quello che ho capito l'Ordine dei Medici ha preso in mano una situazione, ha ragione l'Ordine dei Medici, un pediatra che fa la professione di pediatra e quindi deve curare, deve prevenire, eccetera, non può certamente essere contro un sistema e soprattutto contro le vaccinazioni che servono a superare sostanzialmente le malattie infettive.